Poi abbiamo Antonio Pariante che è il presidente del Comitato Civico Santa Maria di Portosalvo. Poi spiegheremo, buonasera dottor Pariante, poi spiegheremo anche che cos'è ai cittadini il Comitato Civico Santa Maria di Portosalvo. Spieghiamo un attimo che cos'è il Comitato di Santa Maria di Portosalvo. Bene, il Comitato di Santa Maria di Portosalvo è un gruppo di persone, rappresentato da un gruppo di persone che un po' di anni fa hanno deciso di mettersi insieme e preoccuparsi delle condizioni del patrimonio storico-artistico della città, che proprio nei decumani ha il suo cuore. Questa preoccupazione è poi stata condivisa da un'infinità di altri cittadini, di altri comitati, di altre associazioni che più o meno sostengono questa, preoccupazione e siamo insieme ad altri ci battiamo affinché possa recuperarsi questo grande patrimonio, questa grande risorsa del patrimonio storico e artistico della città, perché riteniamo che possa essere anche la scommessa del rilancio economico della nostra città. Diciamo che Napoli, ricordiamo, è il patrimonio dell'UNESCO. E qui su questa centro storico è patrimonio dell'UNESCO. Sì. Mi fa piacere che lo ricordi anche l'assessore che è qui a fianco a me, però credo che l'amministrazione comunale indichi questo prestigioso riconoscimento da ben 13 anni, tanto è vero che da 13 anni Napoli, pur essendo nella lista dell'UNESCO, è l'unica città che non si è ancora organizzata con il piano di gestione, che tutte le città che fanno parte di questa lista, straordinaria dell'UNESCO hanno provveduto attraverso i loro amministratori ad organizzare. Questo credo sia un po' la nota dolente di questa iniziativa e di tante altre, appunto del Comitato di Portosalvo, che appunto sostiene questa specifica battaglia rivendicando proprio il piano di gestione, che non è nient'altro che appunto un documento nel quale si redige un po' la lista degli interventi che le amministrazioni riferiscono appunto all'UNESCO secondo quello che appunto è l'ordine delle priorità degli interventi in materia di tutela e conservazione di questo grande patrimonio storico e artistico, che ovviamente in 13 anni non è solo dei napoletani ma della intera umanità. Questo purtroppo crediamo l'aspetto più grave dalla quale poi derivano tutte le criticità di questa situazione dei monumenti napoletani, che proprio nei decumani consistono, e chiaramente da questo deriva anche un po' la grave condizione di degrado di gran parte dei monumenti, palazzi, chiese e quant'altro che sono in rovina, ma soprattutto ridotti nella incuria più grave. C'è un'infinità di chiese ridotte veramente in discariche di spazzatura e credo che non faccia 500, bene. Se non sbaglio, le chiese in rovina. Beh, il numero, qualche articolo di stampa non è stato molto preciso nel riferire il numero almeno delle chiese che sono state da noi censite, che sono intorno alle 200. I 500 monumenti probabilmente raccolgono l'insieme delle fontane, delle cappelle gentilizie, rappresentano la ricchezza di questo straordinario patrimonio della città di Napoli. Ma al di là del numero, della consistenza di questa ricchezza, ripeto, quello che più bisogna considerare è che noi, come diceva l'assessore, ci impegniamo in questi giorni a raccogliere i turisti nella maniera, mi permetta di dire, opinabile che descriveva l'assessore, che intende canalizzare la gente a senso unico nei decumani. Non è un'ordinanza firmata solo dall'assessore Mola, del Comune di Napoli, che intende veicolare, mettere in fila praticamente i turisti, ed è una cosa sinceramente abbastanza strana da poter sopportare. E dobbiamo anche dire no, semplicemente perché credo che ogni città d'arte... Non è un'idea che è partita quest'anno, questa qua. No, difatti è molti anni che c'è questo problema, che ritorna questo problema di tentare di degestionare i decumani.
Però se così deve essere, allora si potrebbe cercare, che so, di estendere la bellissima esperienza dell'arte presepiale in città, che so, con una sezione distaccata magari sotto i porticati del plebiscito. Questa è una proposta che lei sta facendo qua all'amministrazione comunale ai Fatti di Napoli. Le voglio dire che molte proposte che sono state formulate qui ai Fatti di Napoli poi sono diventati progetti di legge anche regionale e nazionale. Beh, questo ci fa piacere che magari da questa... L'assessore era sicuramente in esame anche questa proposta. Io l'ammiro molto, l'assessore Molla, per il grande coraggio, perché poi a dover sostenere, diciamo, in televisione delle opinioni così per difendere l'indifendibilità della città, una città d'arte. Lei ha parlato di città d'arte, ma assessore, l'abbiamo vista assieme, questa è la città d'arte che abbiamo, è una città che ancora così a 3 settimane dalla messa in onda di quel servizio che ha visto prima lei con noi, e quel servizio corrisponde ancora a stamattina alla stessa condizione in cui versa il centro storico. Quei decumani di cui parla lei sono ancora in queste condizioni. Io mi occupo di turismo con l'associazione e le posso assicurare che quella che lei chiama la città d'arte, la città di Napoli, che tra tutte le città dell'arte è sicuramente la città che dovrebbe proprio cancellare questo aggettivo e quindi autodefinirsi città dell'arte per le situazioni che abbiamo visto prima, deve ricordarsi che solo l'anno scorso come città capoluogo a Napoli si sono perse 140.000 presenze di turisti. E i turisti il dato nazionale invece? Il dato nazionale è vero, ha visto comunque calare in tutte le città d'arte la presenza dei turisti. Sì, ma sono più di 2 anni. E questo è un fenomeno nazionale che riguarda il territorio nazionale, ma noi siamo qui a discutere della nostra città, che ha l'obbligo di rialzare la testa, e quando lei parla di turismo croceristico dovrebbe ricordare a tutti quanti noi che quando si parla di questo tipo di turisti si tratta di turisti che restano a bordo di queste navi straordinarie, ma che non hanno nessun motivo per essere invogliate a scendere da queste navi nell'area monumentale antistante il porto di Napoli, che per motivi di sicurezza... Questo non è vero, perché che per motivi di sicurezza, glielo posso assicurare, perché questo lo dichiarano tutti i tour operator. Per motivi di sicurezza a bordo delle navi si raccomanda di evitare di scendere davanti al porto di Napoli. Allora voglio dire, questa è la situazione. Ma prima di replicare vogliamo sentire cosa dicono i telespettatori. Assessore, poi le do la parola. Napoli è andata meglio delle altre città d'Italia, con un crollo che c'è stato del turismo. Parliamo delle stanze vuote negli alberghi e nei bed and breakfast della nostra città. Questo credo che non ci parliamo. Non può essere. Ho capito, ma se sono state stanze vuote degli alberghi a Napoli, ci sono state pure a Firenze, a Bologna, a Milano, a Torino, non è così, perché lei contesta i dati? Eppure lei è operatore del settore. Non sono un economista, perché giornali che ha visto pure lei. Ma lasci stare i titoli dei giornali, lei dovrebbe parlarmi non per i titoli dei giornali, ma proprio per la competenza che ha. Sono dati delle istituzioni locali preposte. Ma non c'è dubbio, ci sono stati anche stanze no, mi fate parlare un attimo, ma come sono stati in altre città, 140.000 persone in meno, non le ho contate io. In altre città un albergo di 100 stanze, ho capito, ma in altre città un albergo di 100 stanze teneva 12 stanze vuote. A Napoli un albergo di 100 stanze ha tenuto 9 stanze vuote. Almeno questo dice. Ma può essere l'effetto euro.